È giallo sulla morte di Maurizio Soprano, un 46enne originario di Taranto, ma da anni a Venezia, che nella serata di ieri si è schiantato a Malcontenta con la sua moto, una Honda 600, contro un cartello stradale e il marciapiede. Secondo le prime informazioni al vaglio della polizia municipale, infatti, l'uomo potrebbe essere stato colpito o sfiorato da un'auto di grossa cilindrata, che sarebbe stata vista poi allontanarsi dal luogo dell'incidente. La tragedia è avvenuta lungo via della stazione. La moto viaggiava in direzione del centro di Malcontenta, quando prima di una curva all'altezza di via Lago di Misurina, il Centauro ha perso il controllo. Dopo una lunga frenata, la caduta e la strisciata sull'asfalto fino a occupare la corsia opposta, che si è conclusa con un violento impatto contro il cartello e la protezione di un parcheggio. Immediata la chiamata al 118 da parte di alcuni automobilisti che transitavano da quelle parti, ma per i soccorritori non c'è stato nulla da fare. Troppo gravi sono risultate le ferite riportate nell'incidente. Sulla dinamica però rimane, come detto, un giallo. Quell'auto forse è vista da qualcuno. La polizia municipale ha raccolto tra l'altro la testimonianza di un residente che potrebbe aiutare le indagini per capire se il motociclista sia caduto da solo o per una manovra errata di qualche auto.